150 milioni all'anno dal governo per la salvaguardia della città. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ribadisce la richiesta già formalizzata a suo tempo dal Consiglio Comunale, ricordando che nel 2024 finiscono i fondi. A San Marco abbiamo già iniziato i cantieri, per cui direi che è già un lavoro avviato, ma avere il ministro dalla nostra parte è una cosa buona e giusta. Poi abbiamo la fortuna di avere un ministro che conosco bene, che è Gennaro San Giuliano alla cultura, credo sia un grande cambio di passo. Di deciso cambio di passo ha parlato anche il governatore Zaia. Innanzitutto dobbiamo rilevare che c'è stata una velocità rispetto all'approccio, quindi dopo un mese siamo già ai tavoli operativi. Siamo fiduciosi, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, ma soprattutto ricordiamo non toglie nulla a nessuno. Stiamo lavorando a un documento che io proporrò alla conferenza delle regioni affinché tutti i presidenti possano condividere almeno dei punti cardine. Poi la parola è tornata al sindaco Brugnaro, che ha rilevato come Venezia possa fare da apripista anche a livello nazionale sul tema della sicurezza e ribadito la richiesta che il governo sblocchi anche la parte di sua competenza dei rimborsi non ancora erogati per i danni dell'acqua granda del novembre 2019. Abbiamo rimborsato tutto quello che si poteva fare sotto i 5.000 euro per i privati e i 20.000 per le imprese che hanno fatto domanda. Altri che hanno avuto danni maggiori, per fortuna non sono con i numeri così vasti come prima, però non c'è dubbio che è un tema aperto. Io continuerò a insistere